Allora, ciao amici del canale, stiamo andando in una villa abbastanza famosa. Abbiamo cercato già io e la Elena di andarci. Ciao. Eccola qua. Con scarsi risultati perché l'abbiamo trovata chiusa e poi alla fine anche altra gente ha confermato che fosse inaccessibile. E ci è giunta voce in questi giorni che la villa è di nuovo aperta. Ora, finger crossed, e speriamo di poterci entrare. Se vedete questo video, questa introduzione, è perché siamo vivi, punto primo. Punto secondo, siamo entrati. Vero Elena? Certo. Sei contenta? Sei emozionata? Madonna, sono super eccitata io di questa cosa. Sono molto contenta. Anche perché volevo dire che io in questa villa già ci sono stato quando era aperta e ho registrato alcuni EVP che vi metterò, adesso non so dove nel video, comunque ve li metterò nel video. Li linkerò qui o qui. Vi metterò il link all'EVP. Vabbè, comunque a presto. Sentimi pulsare fino a quando il fiato ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare e lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare senza più ferire, senza più sparare, senza più tagliare, senza fare male. Ma lasciami qui. Qui, lasciami qui, perché qui c'è un tetto di stelle, è un oceano di pelle, è un deserto di voci, è un tepore di baci, perché qui non passa più niente, qui non passa la gente, qui non passa che il tempo che si scioglie in un momento, perché qui è passato l'amore ad un passo da me. Allora, amici, amici, siamo riusciti a entrare in questa villa, ora lo possiamo dire, siamo in Villa Macintosh, dove ricordo ho già sentito alcune cose, presunti EVP, e ora faremo l'indagine vera e propria. C'è anche Samu. E c'è anche Samu che ormai fa parte del team, si può dire, è sempre qua. Va bene, ragazzi, godetevi l'esplorazione. Buona visione. Ciao. Ciao. E iscrivetevi. Avete capito? Mi raccomando. E mettete like. Se volete, iscrivetevi. Se vuoi, dopo, insomma. Bene, ci siamo già trovati qua. È pieno di cassetti, ragazzi. Allora, devo dire una cosa che magari non si è capita, la Elena ha la passione di aprire i cassetti e qua ce ne sono a volontà. Sì. Quindi già quello punto in più a questa casa. Io cercherò di fare il novizio di questa casa come se fosse la prima volta che vengo, perché
non c'è la sensazione di stupore ovviamente nel vedere per la prima volta questa casa. Però, allora, io partirei dall'inizio, che sarebbe la casa, che è qua. L'inizio, madonna, si sta assaltata. L'inizio della casa da cui siamo entrati l'altra volta era qua. Qua c'è la cucina, una specie di cucinetta. Hanno messo anche il frigo in mezzo alle balle. Questa è la cucina. Guarda ancora i piatti dipinti. Mamma, guarda i Bicchieri. bicchieri. Sì, c'è ancora parecchia roba dell'epoca. Questa è Villa Macintosh perché sono stati trovati dei Mac qua dentro. 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 Ovviamente poi sono stati portati via da chi non ha altro da fare che rovinare. Sì. Ragazzi, hanno un CD. 77. Questa è la stanza che si trovava subito dopo l'ingresso di quella volta che sono venuto qua. L'apparato digerente era CX. Sicuramente, come in molte case belle, c'era anche gente di cultura, quindi è pieno di libri. Beh, se comunque erano musicisti dell'epoca, avranno avuto non sono come i trapper di adesso, Sì, ma avranno avuto comunque una cultura. diciamo che noi tre ci discostiamo da quello che è la musica odierna. Sì. È una Se si può, no, però per si quanto può mi riguarda, definire musica. per quanto mi riguarda è la pura verità. Taglia, ti stanno tracciando. No, taglia un cavo. No, non taglio mica sta roba qua perché lo voglio dire. Guarda, ci facciamo una foto qui. Comunque, cioè, Sì, fai un selfie, tira fuori. C'è lo specchio. Anche qui, eh? tu hai detto che è una villa dell'Ottocento, giusto? Sì. Cioè, la roba dell'Ottocento ti dà l'idea che sia dell'Ottocento al soffitto, cose varie, ma a livello strutturale è tanto Cavallucci. moderno. Bene, foto fatta. Poi Non manchi un fa. Pipistrello, guarda quel mobile là, ce ne sono più di uno. perché faccio lo zoom. Qua ti ricordi il mugognio, quello che hai detto tu inquietante? Sì. L'ho sentito in bagno là. No, io non ci vengo. E i rumori sopra le scale li ho sentiti sopra le scale là, perché io mi ero focalizzato sul mugugno che era là, ho detto magari qua c'è qualcosa, e quindi ci dovrebbe anche essere una bicicletta qua. Ma se facciamo prima il piano basso, se no... Non c'è più la bicicletta. Bene, comincio già con qualche domandina io. C'è qualcuno qui con noi? Qualcuno che ha vissuto in questa casa? Se c'è qualcuno, abbiamo qualche strumento in mano. Se vi avvicinate potete farlo illuminare e darci segnale della vostra presenza.
Questo chi è? All'amico c'è scritto. Per l'amico Berti, ricordo Brunella. Brunelles. venerdì 7/2/17. 17 potrebbe essere 2000, no, non credo 2017. No, 1917. Sì. Ok. Poi c'era un affresco o qualcosa perché Hanno bruciato carta. sì, qualche coglione, Si può dire. si può dire, sì, ovvio. Questa è la stanza, una delle più belle. Infatti non voglio entrarci. Wow. E poi questo è un pezzo di marmo, Che era integro quando siamo venuti noi. Dico, ragazzi, guarda i piedi. Sì. Sicuramente è stato qualche È stata assaltata sta casa. Io purtroppo non posso far vedere come era presa prima. Andate a vedere qualche altro video su YouTube perché io non avevo fatto video. Ma ragazzi, i 3 bicchieri qui, Sono stati messi da qualche urbex. liquore imbottigliato dopo il trattamento diretto della radice licenziana. È l'amaro del capo. Qua ci sono foto d'epoca. No, ma amaro di genziano. Non c'è scritto però quando è stato imbottigliato. Quello magari è il figlio. Può essere, ma Sono supposizioni. figli dell'epoca. Sì. Perché foto recente. Questa è l'unica foto recente. La più recente di tutte. Sì. C'è un orecchino qua. Sì. C'è qualcuno qui dentro? Se c'è qualcuno si può palesare in qualche modo. Magari non davanti a me. Qua c'erano i Mac. Qua c'erano i Mac. Sì. Vorremmo dire a chiunque ci sia qui dentro che siamo semplici curiosi, esploratori di questo luogo. Sì, venuti anche qui per comunicare un po' con voi. Ci dispiace se stiamo disturbando oppure no. La mia amica qui, la Elena, ha uno strumento in mano, un registratore con le cuffie, con cui magari potete anche farvi sentire. Capito? Sì. Oppure sei stato Samuele. Sei stato tu a fare... Ah no. Ma adesso sto guardando le rame da quanto sono. Io l'ho risentito. No. No, non è stato lui. Comunque qua c'è scritto assicurazione, concessione di assicurazione ciclomotore 28/7/2000. Sì, non è da tanto, perché noi avevamo trovato anche, ecco qua, vedi, 2004, la bolletta. Quindi questa casa È antica, ma è antica. abbandonata. A quanto ne so, secondo varie supposizioni, praticamente ci abitava un'anziana signora, secondo me, che poi una volta morta, deceduta, Che profumo. ha lasciato la casa così. Che profumo. E ho sentito qualcosa muoversi. Attenzione che non sia anche il Hai toccato- pipistrello. No, hai toccato la porta, tipo. No, Io No. sì col giubbotto. ma lui me l'ha detto dopo che tu eri qua. Ma teoricamente i pipistrelli stanno su luoghi che sono tranquilli, non hanno via vai di gente. Quindi in teoria un po' che Quello è il non bambino di prima. è passato qualcuno. Non dici che sono qua che non è frequentato? Se è frequentato poco, non molto.
Mamma mia, aspetta un attimo, aspetta che faccio. Quello che devi prendere. Hai messo? E ritroviamo il dettaglio della rosa che avevo trovato anche io. Però quello era appeso al lampadario. Qua c'è un sottoscala. Eviterei di guardare che magari se c'è il coso lassù. Io ho sentito un rumore sul sottoscala. Sì? Ma ho paura che esca un pipistrello, quindi non vado a... Allora, il tour prosegue da qua. Qua c'è una piccola saletta con una stufa. Ma questa è chiusa. Là c'è una rimessa per gli attrezzi. Ah no, mi pare che c'è anche... No, aspetta. Andiamo là. C'è la cucina qua. Se no urlavo. È completamente... Devastata. Sì. Però è un peccato che vengano a fare i vandali su posti del genere. Guarda che frigo. Qua c'è la rimessa per gli Guarda che attrezzi. ce n'è uno qua vicino, l'ho sentito Sono cosare. Cosa? È il pipistrello. Ah. Vado io che se tanto si taglia sui capelli ne ho pochi. Guarda che te cavati i Aspetta. pochi che sono rimasti. Vabbè, ma non si attaccano sui capelli, ragazzi, i pipistrelli. Meglio sui capelli che da altre parti. Allora, io direi a testa bassa corone in mano. Qua ci sono ancora tutti, Dentro. qua ci sono ancora tutti i piatti e le cose. Vuoi raccontare la sua storia? Sei fuori? Comunque sta stanza ha preso fuoco. Vedi Ragazzi, ho sentito tipo... Qui da qui tantissimo. Sono stato tu. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno qui, può far illuminare i nostri strumenti o parlare? Potete prendere energia nei nostri strumenti. Siete voi? Questo? Sì, mi colpire. Ok. Guarda che set di piatti. Oddio, ne del PD7. È la porta che si chiude da sola. Oh, spento. Porca vacca. Adesso non lo so se avevo cambiato la Prova a batteria. riaccenderlo? Prova a riaccenderlo. Questa è bella. Hai visto dove avevo la mano? Sì, sì. Quanto ho di batteria? No, è scarico, ok. E- Cambiamo le batterie. Sì. Oh, Dietro di me. Ci dovrebbero essere le batterie, spero. Esterna o interna? Spero ci siano. Dopo questo breve incidente di percorso, ritorniamo all'esplorazione. Beh, ma si sta illuminando l'RF? No, Io sento tipo rumori da RF. ho sentito anch'io tipo... Era chiusa così prima. Può essere anche che si sale da sola. Magari Sì.
Grazie. Sì. Iniziamo con le parti più interessanti. Le stanze di sopra. Saliamo. Ah, non te vedevo su. Ah, qua c'è un bagno. Vabbè, piccolino. Hai parlato? Ho detto piccolino. E prima? Qua c'è il bagno e hai detto qualcosa? Beh, piccolino. Non riesco a ascoltare. E di qua c'è l'altra cucina. Di qua sì. Anzi, io andrei dritto di là, che dopo qua comunica con altre robe, facciamo quella piccolina qua. Questa è una stufa a legna. No, io il mio russa. Anche al mio russo. Io questo è andato fuori un po'. Ma questo è il Allora, qua c'è. Dove che è venuto su? Ah, qua c'è una stanza da letto. Da vecchio. Sì, ma del colpo. Perché qua c'è più legno, capito? No, ma non è da legno. C'è qualcuno in questa stanza? Che mangia i Kinder Fetta al latte. Non posso credere. Non posso credere. Non posso credere. Non posso credere. E cosa c'è? Niente. Se c'è qualcuno qui, Stufa. Guarda la stufa. può farsi sentire con un rumore o una voce. Abbiamo anche degli strumenti con le lucette, se ci passate vicino potete farli illuminare cortesemente. Allora, qua no. Andiamo dall'altra parte. Ok. Uccello. Ci sono le pagine bianche del 2008, quindi ne siamo andati ancora più Di avanti. qua dobbiamo andare. Sì. Qua adesso vi faccio vedere una cosa, se c'è ancora. Tabasco. Qua ci sono i noodles. Ma non è che qualcuno è venuto a abitarla dopo che sia stata disabitata? Cioè, intendo... No, non credo. Allora, tu adesso, Ma Elena, c'è un passaggio segreto là sotto? Andiamo a vedere. allora, No, sai... Elena, adesso io ti esorto a fare una cosa. Gira questa foto. No, girala. È uno scherzo quello. No, no. No, le suore no, le suore no. Girala. No, rigirala, le suore proprio, guarda. È inquietante, guarda che sono gli occhi. Ha gli occhi. Guarda gli occhi. Sì, l'ho già vista, grazie. Ma chi cacchio è questo? Però io ho paura di fare un torto a qualcuno qua in casa se la giro. Ok, ci sta. Ok. Può essere inquietante quanto vuoi, però. Allora, a me dà l'idea che questa casa sia stata abbandonata a periodo natalizio perché ci sono quelle robe là. Sì, facile. Qua c'era anche una lettera destinata No. Sì. a una signora anziana. Provo a guardare sotto là, era là.
qua da qualche parte, se non l'hanno... Aspetta, Contessa. Contessa, eccolo là. Contessa Antonietta. Campione senza valore. Spedisce Gabriele Punti. È una cosa di è un pacco? Un pacco postale. Grazie a quello ero riuscito ad avere anche un nome di una famiglia. Qualcuno mugnato. No, io stavo spostando. No, io ho sentito. Qua si sono drogati, mi sa. Probabile. C'è qualcuno qui? Se sì, c'è qualcuno che si può far sentire in qualche modo? Mi sa che questa era la contessa. Che c'è una foto Sì, qua. sì, sì, ma era la stessa foto che... Guarda anche là. E anche lì. No, quella sopra. Infatti io sono straconvinto che le registrazioni VIP che ho fatto erano della contessa. Probabile. Signora contessa, io sono già stato qua una volta a trovarla. Non so se si ricorda, ma come l'altra volta sono venuto comunque in rispetto verso la sua abitazione. Siamo solo degli esploratori e dei curiosi. Se lei ci può dare il segno della sua presenza, ne saremo veramente grati. Posso farmi notare una cosa? Sì. Che... Cos'è questo segno qua? Tipo un graffio, tipo un graffio, tipo un graffio, tipo un graffio. Scusate. Madonna, mi si da spaccare le ricci. Non ho fatto apposta. Senti, qua non c'è. Qua non c'è. Cos'è? E non ho idea. Beh, ma è troppo dritto. Proseguiamo il tour della casa, attenti al modem. Da qua. Vedete, comunque è abbastanza presa bene a livello. Qua c'è il buco, attenti. Mamma mia. Questa è una camera da letto. Probabilmente dormivano i figli. Qua c'è un bagno con una vasca. Comunque adesso è un altro ritratto della composta. Qua c'è lei, con suo nipote probabilmente. Sì. Un bambino. Una bambina forse. Sì, bambino. Andiamo di... Ci sono specchi ovunque qui in questa casa. Sì. Ha brillato per un secondo. C'è qualcuno in questa stanza? Se qualcuno qui può far illuminare gli strumenti che abbiamo messo qui sul letto, basta interagirci. Prendete pure energia dagli strumenti se vi serve
un po' di forza. L'ho visto proprio chiaramente che per un secondo ha fatto la prima tacchetta. Sì, sì, per un secondo ha fatto una tacchetta. Non vorrei averlo urtato io, ma non credo proprio. Vediamo. Siete pronti? Sì. Sala del piano. Sì. Avete sentito? Sì. Cosa? Tu. È stata la porta che si è chiusa. No, veniva da lì. Senti? Attenti che comunque il legno. Sì. Ma vedi che c'è sotto? Madonna che spavento col ciappà. Tele francese. C'è qualcuno qui dentro in questa stanza? Hai voglia di raccontarci qualcosa? O di farci capire che sei qua? Secondo me potrebbe anche essere che sono lievemente incazzati. Ah, perché Rispe- abbiamo distrutto tutto? Hanno distrutto abbastanza. Noi cercheremo in tutti i modi di farti capire che siamo venuti qua con rispetto. Certo. Beh, penso l'abbiano già capito. Sì, sì, sì. Non siamo qui per vandalizzare nulla. Anzi, ci dispiace per tutto quello che è stato fatto qui dentro. Ha suonato? Mi è sembrato anch'io. Mi è sembrato anch'io. È sembrato anche a me. 09. Un'altra foto. Questo era preso molto meglio. Sto tonso. No, vabbè. C'è un Pokémon. Bagno. Ci sono delle scarpe proprio da signora. E mi pare che io quando ti ho fatto sentire che sentivo quel vociare sottofondo, ero nella stanza subito qua dopo. Fammi vedere. No, ero in questa stanza. E adesso, cari amici miei, vedete un'altra stanza bella. Sì. Prego, signori. Questo è un corridoio completamente affrescato. Bici. Scappi Mm? la bici. Ah, eccola, era la scala, era un'altra scala allora. Quella che ricordavo io. Sei stato tu? Hai sentito tu un po'?
È stata lei, mi sa. Fate così? Dum. No, io ho sentito dum. No, non sono stato io. Un'altra foto. E qua una volta c'era Le ricette. dove l'hanno messe le ricette? No. Di là forse no. No, l'avevo è stato spostato. Comunque questa villa all'epoca almeno deve essere stata bellissima. Vabbè, entriamo nella stanza. Su quella tipo. Sì. Fiabe di fratelli Grimm. Sì, questa qua. Luce. Cos'è? Nuovamente atterrita di amare te, di essere amata e non da te. Questo odore di sole nell'aria freddo, l'odore della collina e delle case posate non riesco più, di questo paese della legna, porta, è la mia infanzia, geometria, voci perdute di un attimo di... qui? Tu linea? No. Ingenuità. Ingenuità. Su questo spinolo di mondo si riassume la mia storia sulla terra che è un astro. Non ho più armi, si risveglia un sole sulla collina, io qui e tu a 2 metri. Ti ricordo, irraggiungibile. Sembra un messaggio dal Dio, ma Mi ha fatto venire di brividi a me. ma tristezza. Sembra un messaggio da Dio di una persona che ha perso un'altra persona. Tienimi sul cuore fino a quando passa questa mia paura, questo mio terrore di guardarti dritto in fondo agli occhi e di scoprire ciò che pensi veramente tu di me. E lasciami qui. Tu lasciami qui. Perché qui c'è un tetto di stelle, è un oceano di pelle, è un deserto di voci, è un tepore di baci. Perché qui non passa più niente, qui non passa la gente, qui non passa che il tempo e si scioglie in un momento. Perché qui è passato l'amore ad un passo da me.